Il nostro corpo è la casa dell'anima, a riguardo non ci sono dubbi. Come tale va curato e rispettato sempre. Questo deve essere il mantra per migliorarci di giorno in giorno. Soldi, relazioni, oggetti materiali vanno e vengono, come le stagioni nel corso del tempo che abbiamo a disposizione. L'unica cosa che ci accompagna nonostante il suo trascorrere è proprio il nostro corpo, unico, speciale, divino. In tutti i periodi difficili, i problemi, le difficoltà e il peso dei pensieri, il nostro corpo ci sostiene e protegge. Ed è sempre esso a gioire con noi nei momenti di gioia, caricandoci il cuore e l'anima. E allora perché non trattarlo con le vere attenzioni, prendersene cura di giorno in giorno? Troppo spesso viene trascurato e diventa la vittima delle nostre cattive abitudini di rimando al domani. Svolgere attività fisica in modo naturale e costante al pari del sole che nutre le piante con la sua energia. Una pianta forte insieme ad altre piante forti creano la bellezza della natura e noi ne facciamo parte. La padronanza di sé è il lavoro più duro che tu possa mai affrontare. Se non conquisti te stesso, verrai conquistato. Ginnastica dinamica militare italiana.